Cari telespettatori, buongiorno, eccoci ad un altro e nuovo appuntamento qui a Spazio Vostro, a Televenezia. Oggi parleremo di cultura, una cultura con la C maiuscola, insieme ad uno dei massimi sostenitori di questo settore, ovvero il professor Ferdinando Azzariti. Benvenuto professore. Grazie dottoressa, grazie ai telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere qui, potremmo anche darci del tu, se ha piacere. Volentieri. Mi farebbe molto piacere. Do del lei solo che ai miei studenti. Ah sì? Esatto, infatti. Per abituarli alla maturità. Beh, su questo ha perfettamente ragione, sono pienamente d'accordo. Allora, lei è qui in veste appunto di curatore ed anche ideatore del Festival dei Rinascimenti, che è giunto quest'anno alla sua seconda edizione e che si è concluso da poco, ovvero la seconda edizione dal 16 al 19 ottobre di quest'anno qui appunto a Treviso. E lei comunque ha anche molti altri incarichi perché è presidente del Salone dell'Impresa, che è una società appunto che organizza anche il festival, però è anche, come dicevamo prima, docente presso l'Istituto Universitario Salesiano IUSV di Venezia e di Mestre e come materia lei si occupa appunto di fondamenti di economia e budget, se non sbaglio. Esatto. E lei poi a sua volta viene da una formazione, diciamo, aziendalista perché appunto si è laureato in economia aziendale. Ieri, quando ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo parlato anche un po' di noi cafoscarini, ecco, della realtà di Ca' Foscari, e poi con una bella tesi poi dedicata appunto al caso Marzotto, se non sbaglio. Esatto. Anche. Lei è autore anche di tantissimi libri, mi diceva più di 28 sulla leadership, sullo sviluppo delle piccole e medie imprese, formatore, consulente aziendale. Cosa dire di più? Niente, io starei alle domande perché altrimenti parliamo del passato, perché il curriculum racconta il passato, dobbiamo parlare del futuro, del presente e del futuro. Parliamo del presente e del futuro, di quello che è stato il Festival appunto dei Rinascimenti, che ha avuto un bellissimo successo sia nella prima edizione e poi si è replicato un ulteriore successo anche con la seconda edizione. Allora, qual è l'idea, possiamo appunto darci del tu Ferdinando, che ha dato origine a questo progetto? Come è nato? Da dove è partito? Cioè tu uomo diciamo così, di formazione diciamo, economica, docente universitario di economia, che però ha creato un festival dedicato invece ad un altro tipo di mondo. Allora, tenuto conto che io leggo dai 120 ai 150 libri anno, caspita, e soprattutto non di economia, quindi vado dalla saggistica alla letteratura, all'arte e quindi alla cultura più in generale, diciamo che è chiaro che uno dei miei piaceri, dei miei divertissement sono la storia, voglio dire. Mi è sempre piaciuta la storia e quindi le evoluzioni delle nostre società. Qual è stata l'idea? L'idea è stata un vuoto, perché in questi anni si sta parlando molto del Medioevo, c'è un bellissimo festival del Medioevo a Gubbio, invito i telespettatori ad andare a vederlo. Che bella idea questa! Molto bello, sono stato qualche anno fa con mia moglie ed è una cosa splendida, la città. Poi si presta la città stessa anche. Si presta la città, si prestano i cittadini, si prestano i temi, si prestano i relatori ed è una cosa magnifica. Però l'idea originaria nasce proprio da questo, dal vuoto, non tanto sugli studi quanto sui racconti, sullo storytelling, sul narrare quello che è avvenuto durante il Rinascimento. E alla luce di questo vuoto io ho costruito un progetto che si chiama appunto Festival dei Rinascimenti, perché ho voluto vedere le diverse sfaccettature e vorrò vedere le diverse sfaccettature del Rinascimento, perché quando noi parliamo di Rinascimento, se io ti facessi la domanda che cosa ti viene in mente quando ti dico la parola Rinascimento, tu immediatamente, o molti anche dei nostri telespettatori, direbbero la Firenze, Lorenzo de' Medici, Michelangelo, Raffaello, la pittura, eccetera, eccetera. Invece noi abbiamo voluto declinarlo al plurale perché vogliamo raccontare più prospettive del Rinascimento. Una prospettiva, e quindi che è legata, chiedo scusa, al Rinascimento più famoso come quello Medice o come quello veneziano o come quello romano,
ma anche ai rinascimenti meno conosciuti, penso a Este, penso a Mantova, penso a Urbino, da un lato. Ma dall'altra parte abbiamo voluto vedere anche le prospettive e vorremmo vedere le prospettive non solo dell'arte, non solo dell'urbanistica, non solo della religione, visto che poi se entreremo anche nel dettaglio è chiaro che nel Rinascimento c'è questa rivoluzione copernicana dettata dalla riforma di Lutero prima e di Calvino dopo, e abbiamo voluto vedere anche i cambi profondi di società, di cibo, di modo di fare anche impresa, di tecnologie, di scienza. Quindi andare ad abbracciare anche della musica, stavo dimenticando la musica, andare ad abbracciare un po' tutti i campi della conoscenza per ragionare di Rinascimento. E quindi questa è stata un po' l'idea originaria che si è moltiplicata e poi magari... Ecco, qui abbiamo anche le riforme dei ecco, voi avete scelto ogni anno, il primo anno e anche il secondo anno, una tematica. In questo caso, come potete vedere, c'è le riforme. Perché questa scelta, questo gioco di parole di riforme? Perché ci sono state da un lato delle riforme importanti, prima delle quali la riforma luterana come citavo. Ma ci sono state delle nuove forme e penso in particolare all'economia, in cui, come ha dichiarato il professor Molat dell'Università di Warwick, il Rinascimento possiamo dire rappresenti un protocapitalismo, quindi l'inizio vero del capitalismo che noi economisti facciamo risalire in realtà alla fine del 600, alle prime del 700, in particolare col libro di Adam Smith, La ricchezza delle nazioni. Invece c'è questa forma, come ha detto il professor Molat, di protocapitalismo e quindi abbiamo parlato di forme. Abbiamo parlato di riforme perché ci sono state riforme urbanistiche estremamente importanti, ci sono state nuove forme nella scienza, perché la scienza preesisteva, ma non è stata riformata, è stata modellata, così come la medicina. La medicina è sempre esistita, però ha avuto delle nuove forme, soprattutto attraverso l'impulso che arrivava dall'Arabia e quindi che sono arrivati, la prima scuola è stata fatta a Salerno e poi, come ha dichiarato anche il professor Zampieri dell'Università di Padova, la prima forma universitaria è stata proprio a Padova sulla medicina, dedicata alla medicina, quindi c'è ancora le prime anche autopsie, per dire, le prime autopsie che sono ancora, che sono avvenute in quel periodo lì, ad esempio, la scoperta del corpo umano in maniera proprio completa. Assolutamente, perché sappiamo che la Chiesa non lo voleva, però c'era l'appoggio, diciamo, a livello storico anche della Serenissima che permetteva questo. Esattamente, e che se andassimo a vedere i fatti storici... Padova era legata alla Serenissima, che aveva questa enclave, quindi che si potevano fare cose che in altre regioni non era permesso. Non erano permesse. Come anche poi il fatto di aver incluso Galileo Galilei e di averlo poi anche fatto partecipare appunto alla vita accademica dell'Università di Padova, eccetera. Quindi insomma una grandezza incredibile. Assolutamente sì, è stato molto bello e per questo dicevo l'abbiamo chiamato con la crasi riforme, perché in alcune parti abbiamo visto delle riforme profonde, dalle altre parti invece abbiamo visto un'evoluzione nella forma. Certo. Quindi se dovessi dire appunto il Rinascimento, parliamo dei secoli dal 1300 al 1500, che cosa rende questi secoli così significativi guardandoli adesso, oggi? La contemporaneità di oggi, riguardando indietro quei secoli. Quindi facendo un parallelo? Sì. No, non un parallelo, una valutazione adesso, noi come contemporanei. Quindi guardando indietro quanto hanno dato? Diciamo che hanno dato moltissimo, perché sono stati, come lo dice la parola stessa, che in realtà è stata coniata da Michelet nella metà dell'Ottocento, quindi la parola Renaissance, che vuol dire proprio una nuova nascita. Allora c'è una nuova nascita con delle cose nuove e c'è invece una riscoperta di cose vecchie. Penso alle cose vecchie. Una rivalutazione, penso all'umanesimo. Certo. No? L'umanesimo, ritorniamo ai grandi filosofi, in particolare Platone, che era stato trascurato, mentre Aristotele veniva chiamato il filosofo, quindi si parlava nelle università
senza citarlo perché era il filosofo, quindi viene riscoperto Platone da un lato, ma vengono riscoperti i classici, sia latini che greci, e quindi questa riscoperta porta a una nuova fioritura culturale sicuramente, una nuova fioritura sociale, perché si ritorna anche sul modello della democrazia greca e su quello che poteva e sarebbe potuto avvenire successivamente in questi 3 secoli, quindi il 1300, il 1400, il 1500, una nuova fioritura nella storia dell'arte, cioè qualche studioso, come l'anno scorso abbiamo affrontato la data di nascita, dice il Rinascimento nasce con Giotto. Se guardiamo i quadri del suo maestro Cimabue, che apprezziamo agli Uffizi, diciamo stupendi, soprattutto i crocefissi, i grandi crocefissi di Cimabue, però quando vediamo i quadri di Giotto è chiaro che ci accorgiamo che siamo entrati in una nuova era, siamo entrati proprio... Si è aperta una nuova... in una nuova prospettiva. Andiamo certo. nella cattedrale ad Assisi e vediamo questi percorsi, andiamo a Padova, voglio dire, ci accorgiamo che siamo entrati in una nuova era. Quindi da lì c'è stato un florilegio e una moltitudine a fare meglio, voglio dire, no? Quindi il Rinascimento è stato un periodo di 3 secoli molto ricco, molto ficcante, molto bello, molto dinamico, molto, molto importante, fatto da tanti elementi, molti di questi ovviamente positivi. Racconto un paradosso che alcuni esperti hanno raccontato durante il Rinascimento. Sappiamo che c'è l'inventore della stampa che è Gutenberg, no? Certo. E molti esperti dichiarano che questo non è stato un aspetto favorevole. E quindi io ho avuto modo di chiedere loro come mai, voglio dire, oggi noi leggiamo i libri grazie a Gutenberg e poi a Manuzio, insomma il veneziano Manuzio e poi tutti gli epigoni. Perché? Perché? Perché praticamente la cultura è andata verso tanti e tutti, però si è creato anche una serie di cultura molto bassa, molto infima, quelle che noi oggi chiameremo le fake news, no? E quindi quel qualcuno che si autoproduceva i libri e andava a divulgare cose non vere o cose non interessanti. Però la mia risposta è comunque positiva, voglio dire, la tecnologia ti fa fare dei salti in tutti i campi, positivi da un lato e magari negativi dall'altro, ma noi dobbiamo guardare ovviamente la parte positiva, perché altrimenti in ogni innovazione c'è sempre qualcosa che può funzionare come no. Che può funzionare. La tecne, ovviamente, è uno dei temi che ha sempre messo in discussione anche i filosofi anche contemporanei. In particolare Galimberti oppure anche il compianto Severino, per dire. Assolutamente sì. Ecco, assolutamente quindi su questo sì. ci fermiamo, andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo subito dopo con altri temi dedicati appunto al Festival dei Rinascimenti. Grazie al professor Azzariti intanto. Carissimi amici, ecco, siamo di nuovo in studio a Spazio Vostro, qui a Televenezia, con il professor Ferdinando Azzariti, curatore e ideatore del Festival dei Rinascimenti, che quest'anno, giunto alla seconda edizione, ha avuto un grandissimo successo, come anche la prima edizione, vero direttore? Assolutamente è stato molto contento. Prima abbiamo parlato di molti temi, parlavamo della tecnologia, di quanto la tecnologia possa essere sì importante nello sviluppo, ma ovviamente comporta anche dei rischi, ovviamente, anche per quanto riguarda le epoche precedenti. Adesso le volevo chiedere, per quanto riguarda questo festival, quindi ritorniamo nel contemporaneo di quello che ha vissuto appunto in queste giornate, quali sono stati i temi forti di questa edizione e magari anche quelli che non so, hanno interessato maggiormente, dove lei ha visto che magari le persone, il pubblico che è arrivato ad ascoltare i relatori eccetera hanno puntato maggiormente l'attenzione? Direi che un po' tutti i temi sono stati ficcanti e interessanti. Parto dal dato del bookshop che noi abbiamo avuto quest'anno a disposizione grazie alla libreria Lovat, di Treviso, che appunto ha potuto mettere in vendita almeno una ventina di libri dei maggiori autori che noi abbiamo intervistato e abbiamo coinvolto.
tornando alla tua domanda, direi che un po' tutti i temi sono stati ficcanti perché si rivolgevano e si rivolgono a diversi target. Quindi le persone curiose, le persone più erudite, le persone che operano in un determinato campo, gli studenti, siano essi universitari o delle superiori, perché abbiamo avuto nel pubblico anche questo, Molti giovani? molti giovani. E questo è un ottimo Questo risultato. è assolutamente molto interessante, molto bello, anche perché li abbiamo visti sia gli studenti universitari ma anche quelli delle superiori molto interessati, molto attenti e molto silenziosi e poco col cellulare. Quindi Bene. questo ci ha dato così lo spirito giusto per dire abbiamo toccato il tema in chiave multidisciplinare e multitarget, no? Che non è facile perché poi noi abbiamo avuto 60 relatori, uno più esperto dell'altro, e che su alcuni temi hanno scritto libri e noi li chiudavamo all'interno di 30 minuti, quindi voi potete capire, penso alla professoressa Lucia Felici, l'Università di Firenze, che ha scritto 2 libri sulla riforma protestante in Italia e in Europa di almeno 400 pagine cada uno. Io intervenivo assolutamente a pie fermo dicendole: Lucia, stiamo sui tempi, eccetera, sapendo che quando condensi, zippi o restringi finisci per dimenticare qualcosa, ma questo poi, guardandolo in chiave positiva, ci dà spazio per le prossime edizioni, perché non tutto si può dire e si dice in un'edizione. Tornando alla tua domanda, io direi che noi abbiamo approfondito i temi dell'urbanesimo e delle città, come sono cambiate, quindi con alcune mappe di città, penso in particolare all'introduzione del professor Nicolas Moucheron dell'Università Paris-Nanterre, che ci ha mostrato la Parigi medievale, l'abbattimento delle mura, la costruzione della Parigi rinascimentale, piuttosto che la Venezia, piuttosto che la Roma, piuttosto che la Ferrara. Quindi abbiamo fatto dei percorsi temporali di come sono cambiate le città e l'urbanesimo e quindi anche gli appartamenti da questo punto di vista. L'altro tema che è stato molto interessante e molto bello è stato la riforma delle lingue. Noi sappiamo che siamo passati da un latino a un volgare, quello che veniva chiamato volgare. Sappiamo che è Dante Alighieri il padre che dice il toscano è la lingua ufficiale per l'Italia, eccetera. In realtà non è così. In realtà chi è il padre putativo e vero dell'italiano si chiama Pietro Bembo, che è il veneziano, letterato, tentativo di fare l'ambasciatore, perché il Papa Bernardo era un grande ambasciatore che a 10 anni lo portava lui e il fratello Giovanni da Lorenzo de' Medici, da Marsilio Ficino, da Poliziano, e quindi lo portava dentro ai consessi più importanti e intellettuali dell'epoca. Pietro Bembo nel 1525, infatti abbiamo celebrato il 500° anniversario, ha scritto le prose della volgarlingua, in cui lui detta non tanto una grammatica ma le regole generali dell'essere italiano, rifacendosi poi con un altro libro che sono gli Asolani alla scelta di un italiano, a un toscano che è quello del 300, in cui la scelta era il latino, il toscano del 300, il toscano del 500, oppure un mix di quello che noi oggi chiameremo il nord-est, invece quella volta era il nord Italia. E lui scelse quello del 300. Poi abbiamo però visto anche, in chiave sinottica, quelle che sono state le evoluzioni della lingua in Europa, con il professor Acciarino, e poi del francese e dell'inglese. Francese abbiamo avuto lo scambio, la scelta tra la lingua doc e la lingua Doyle, anzi, come la dicono loro, e in realtà è stata un'ibridazione della lingua Doyle. Però tengo a ripetere, a sottolineare che la lingua doc, quindi quella dell'Occitania, è ancora parlata nel sud della Francia. No? Poi abbiamo visto l'inglese e l'inglese ci ha stupito. Sì, perché? Perché l'inglese in realtà è una metalingua, è un po' l'esperanto, come ci ha raccontato molto bene la professoressa, cioè
è il mix di una serie di lingue. È inclusivo. È inclusiva, ecco perché è così semplice. Certo. Ecco perché non ha ragionamenti sofisticati, eccetera. Nella costruzione. Nella costruzione. Per cui lì c'è stato un grande dibattito. Bella questa osservazione, molto bella. interessante. Infatti la professoressa Petrina ci ha fatto un bellissimo excursus da questo punto di vista. Lei poi è una grande traduttrice di Shakespeare. Caspita. E quindi... Qui sarebbe stare da qua ore ad ascoltare quello che lei sta raccontando, cioè tu stai raccontando, perché effettivamente ci sarebbe da parlarne all'infinito. Però tu hai fatto una scelta molto, che io ho trovato anche interessante, penso anche tutti i visitatori che sono venuti, quella di scegliere dei relatori un po' particolari. Non sei andata a pescarli, diciamo, attraverso personaggi, diciamo, molto noti, volti noti da televisione o altro. Hai preferito andare nelle università, nelle accademie, eccetera. Per quale motivo? Per dare voce a queste persone, perché tu dici la cultura è anche e soprattutto lì, ma è anche altrove, nel senso che la vediamo spesso in televisione con personaggi molto, molto importanti, però sei andato a caccia, diciamo così, di questi personaggi particolari, molto preparati, molto diciamo, proprio sul pezzo, no? E talvolta timidi. E talvolta timidi, perché ovviamente non sono abituati. Esatto. E invece hai fatto bene a portarli fuori. Sì. E penso che il pubblico abbia apprezzato questa cosa. Assolutamente sì, ed è una scelta legata al fatto che ho scoperto questi grandi giacimenti non petroliferi ma di conoscenza appunto all'interno delle nostre università italiane e non solo. Certo. Perché tengo a ribadire che quest'anno noi abbiamo avuto 12 università, di cui 2 internazionali. Warwick, che è una delle principali del Regno Unito, è una tra le migliori 10 università del Regno Unito, la Paris-Nanterre, che è una delle massime a Parigi, e poi abbiamo avuto 10 università italiane, dallo IUSV allo UAB, a Ca' Foscari, a Padova, a Bergamo, a Bologna, a Firenze, a Roma, a Napoli con la Federico II, a Napoli con l'Università Orientale. E quindi da questo punto di vista siamo andati dentro a numerose università e io a questi esperti chiedevo e chiedo sempre il curriculum, gli abstract delle loro ricerche, perché è chiaro che io sono innamorato della cultura, oltre che di mia moglie, ovviamente. Che bella questa cosa. È una donna fortunata, veramente, complimenti. Però è chiaro che abbiamo questi giacimenti che tante volte non stanno nelle biblioteche, ma stanno nelle aule delle nostre università insieme con i nostri studenti. Quindi ho trovato una ricchezza ineguagliabile e più la trovo e più ne trovo. Quindi è veramente una ricchezza, ma soprattutto una moltitudine, perché poi tra di loro si chiamano, mi raccontano, e quindi in queste 4 giornate è stato meraviglioso, e anche prima chiaramente, dialogare con loro dei libri che hanno scritto, dei libri che stanno scrivendo e dei libri che scriveranno. Quindi abbiamo già uno scenario per il 26 di libri che saranno pubblicati e uno scenario di libri o di progetti che stanno pubblicando nel 27. Cito due in particolare che mi fa piacere. La prima è la professoressa Ludovica Gagliazzo, che sta curando un progetto molto importante con l'Unione Europea e con Harvard, e quindi con l'Università di Harvard, su un progetto delle piccole isole che attorniano Venezia, che sarà pubblicato nel 2027. Quindi è un investimento molto importante della comunità europea e noi l'abbiamo già precettata per il 2027. Il secondo invece, e venendo all'attualità, è il libro del professor Gerardo Tocchini, toscano, fiorentino di nascita, ma insegna all'Università Ca' Foscari, che ha scritto l'anno scorso e che noi abbiamo lanciato proprio in preview, questo bellissimo libro Voltaire Epicureo con Carrocci, che gli ha portato fortuna, proprio perché l'abbiamo lanciato alla prima edizione. Ovviamente mi permetto di scherzare con te, con i nostri telespettatori, ma soprattutto col professor Tocchini,
gli ha portato fortuna perché questo libro, che gioca sul grande intellettuale Voltaire, richiamandolo poi a Epicuro, che è una figura filosofica, insomma, particolare, che poi lui in realtà fa benissimo questa crasi, eccetera, in un secolo una intersezione, no? Come il Settecento libertino. Bene, il professor Tocchini ha pubblicato questo libro. Voi sapete, potete immaginare che su Voltaire abbiano scritto in tanti e continuino a scrivere in tantissimi. Il suo libro è stato scelto dalla Foundation Voltaire e sarà pubblicato dalla Oxford University Press. Il libro originale di 180 pagine, gli hanno chiesto di trasformarlo in 400. Tieni conto che la Oxford University sui libri che sceglie, che poi diventano mondiali, tende a ridurre il numero di pagine. E invece, quindi in questo caso invece gli ha chiesto di raddoppiarle. Caspita, quindi questo è un bel successo, un bel racconto, e ovviamente la pubblicazione ci sarà a giugno 2026, ma noi ci siamo fermati a Voltaire Epicureo, diciamo così, nell'edizione italiana minimalista di solo 180 pagine, che però racconteremo anche in una bella intervista al professor Tocchini, che faremo il 3 dicembre alle 18:30 alla libreria Feltrinelli a Mestre. Quindi verrò a trovarvi, con il professor Caputo, che è un filologo, uno storico, un amante della cultura da questo punto di vista, e io che modestamente sono un umile lettore, quindi giocheremo a un dialogo, quindi il lettore che legge un titolo e che lo intervista da questo punto di vista a un filologo che invece poi entra nelle pieghe del libro, per invitare... E la filologia ovviamente segue tutte le linee, guida del libro, eccetera. E soprattutto per invitare a leggere in maniera divulgativa questi testi, che è un libro fatto molto bene, molto bello, chiaro, edito da Carrocci, che sappiamo che è una casa editrice universitaria, specifica. No? E quindi in cui la condizio, la condizio sine non è proprio quella del stare alti e stare con un linguaggio universitario. Cercheremo in questo calembour di giocare da umile lettore e invece al docente esperto con il professor Tocchini. Bene, quindi io ci sarò, mi prenoto. Allora, siamo in fase di chiusura, manca poco, però le faccio l'ultima domanda. Il festival ha avuto un ottimo riscontro. C'è già in previsione l'idea del prossimo, evidentemente? Il titolo sarà Rinascimenti, uno o molti, che è il titolo non è mio ovviamente, ma il titolo è un bellissimo libro del professor Gudi del 2013, che ahimè è mancato. Sì, mi spiace. Però, voglio dire, sappiamo che non siamo tutti eterni, lui aveva 91 anni, e in questo bellissimo libro che vi invito a leggere, lui che cosa fa? Usa proprio la telecamera, come fate voi qui a Televenezia, usa la telecamera per vedere che cos'è successo in questi 300 anni in Europa, in Arabia, in Cina e in India, passando dalla letteratura alla società, alla scienza, alla medicina, all'urbanistica, eccetera. E noi faremo nel nostro piccolo questo percorso. E quindi ci sposteremo, andremo a Napoli, andremo a Roma, andremo a Firenze, andremo a Bologna. Quindi sarà itinerante. Sarà itinerante durante tutto l'anno. Quindi noi faremo 2 giornate a Napoli, 2 a Roma, 2 a Firenze, 2 a Bologna, 2 a Padova, 2 a Venezia, e stiamo cercando sponsor, perché poi in parte abbiamo identificati, perché come sappiamo abbiamo bisogno di risorse, perché non ne abbiamo avute da un punto di vista pubblico. Ma avete un sito dove magari... Abbiamo il sito che è festivaldeirinascimenti.it. Benissimo. E quindi questo sarà il tema dell'anno prossimo. Dicevo, quindi cambiamo e diventiamo nazionali, già lo eravamo perché i partecipanti... Sì, però qui in questa maniera avete modo di essere... Saremo e soprattutto costruiremo delle nuove formule. Bene. Nuove formule dettate a una maggiore... Che sarà l'occasione di parlarne in un prossimo incontro. Adesso noi abbiamo finito, abbiamo terminato. Noi ringraziamo il professor Azzariti
che appunto è curatore e ideatore di questo bellissimo, meraviglioso festival Cuffiola Locandina, appunto del Festival dei Rinascimenti, e ci rivediamo appunto magari per l'occasione per l'anno prossimo e la ringrazio ancora di essere stato il nostro ospite e di averci portato veramente una, posso dire, una bellissima cornice culturale importante, perché e la cosa più importante che mi è piaciuta molto è anche il fatto che abbiano partecipato molto i giovani. Io credo, mutuando da Shakespeare ovviamente, che noi siamo fatti della stessa sostanza di fare progetti. Certo. E questo è un progetto che appunto, come dicevi tu, svilupperemo insieme con i giovani, insieme con i meno giovani, per crescere nella cultura tutti insieme. Certo, c'è bisogno di cultura. Grazie. Grazie professore Azzariti di essere stato nostro ospite e ci rivediamo presto. Certo. Cari amici, noi ci ritroviamo la settimana prossima con un'altra puntata di Spazio Vostro qui a Televenezia.